Il giornalista racalmutese Gaetano Sabatteri ha scelto la città di Favara per il battesimo siciliano del suo nuovo libro Il contagio, come l''ndrangheta ha infettato l'Italia. Il testo è stato presentato presso la sala incontri della libreria Il Papiro di Favara. Nel volume, edito dalla Terza, Sabatteri riporta l'intervista che lo stesso ha realizzato con i magistrati Giuseppe Pignatone e Michele Prestipino, il primo attuale procuratore capo di Roma, il secondo invece procuratore aggiunto presso la direzione distrettuale antimafia di Reggio Calabria. Nei 5 quesiti posti ai 2 giudici sull''ndrangheta, gli stessi magistrati, forti della loro esperienza maturata nei precedenti incarichi svolti a Palermo, raccontano come, applicando anche a Reggio Calabria i metodi investigativi utilizzati in Sicilia da Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, siano riusciti ad entrare nel cuore degli interessi malavitosi dell''ndrangheta, organizzazione criminale quest'ultima che ha notevolmente incrementato la sua potenza sfruttando anche le poche conoscenze a disposizione della magistratura. L'incontro letterario, a cui ha partecipato anche il sindaco di Favara Rosario Manganella, è stato moderato dal giornalista Salvatore Picone. Un libro sull''ndrangheta con i magistrati Giuseppe Pignatone e Michele Prestipino, che sono stati procuratore e procuratore aggiunto a Reggio Calabria, adesso da un mese Pignatone è a Roma. Un libro che racconta questo fenomeno criminale, che è diventato il fenomeno criminale più pericoloso e più economicamente potente d'Italia, da parte dei 2 magistrati che hanno lavorato a lungo a Palermo, che hanno contribuito con le loro indagini alla cattura di Bernardo Provenzano e che hanno portato a Reggio Calabria il metodo sperimentato da Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, segnando a Reggio Calabria dei successi dello Stato.